Ci vorrebbe un santo protettore, anzi qualcun altro, perché non basta il solo San Gennaro, prof. Colella. Sì, in Però realtà come dicevi tu prima sta indaffarato. sta troppo indaffarato, che ne abbiamo sentito un altro paio proprio mentre eravamo qui, insomma, di vibrazioni, e quindi San Gennaro ci sta proteggendo, non si può occupare in questo momento di altre cose, ma anche perché San Gennaro, dato che i problemi in Napoli sono assai, no? Da solo oggettivamente non ce la poteva fare. E quindi che ha fatto? Nel corso dei millenni si è fatto aiutare da un sacco di santi coprotettori. Sant'Emidio si occupa del terremoto insieme a Is, Santa Irene si occupa dei fulmini, Sant'Aspreno puma le capre, Santa Candida le malattie corporali, San Raffaele per le single che devono fare un buon matrimonio, San Pasquale Bailon protettore delle donne, San Gaetano si occupa di epidemie e pestilenze. Infatti San Gaetano negli ultimi 3-4 anni c'ha ancora le scolle in fronte, perché San Gaetano San se l'è Mariano vista c'è? brutta. No, fra i 52 ce ne abbiamo Sant'Anna e Santa Patrizia, gravidanza e parto, ma ce n'è uno, Sant'Antonio Abate, si occupa degli animali e dei mestieri legati al fuoco, ma c'è l'altro Sant'Antonio che pure è nei 52. Sapete di che si occupa? Dei problemi della lingua, di pronuncia, della bocca, Sant'Antonio di Padova. Sì, perché talvolta i problemi di pronuncia, una zeppola a mocca, una R moscia, possono dare seri problemi, e dato che abbiamo di nuovo Umberto Tommaselli, c'è una macchietta famosissima, stavolta di Gigi Pisano. Gigi Pisano, voglio dire, era il mogol della canzone umoristica napoletana, che ha scritto una storia proprio su un difetto di lingua che purtroppo ha portato alla distruzione di una coppia, di una storia d'amore. Chiamiamo Umberto Sì, Tommaselli? eccolo qui. E come si chiama questa La poesia macchietta? si chiama Chiara. Vieni Umberto, Posso? Prego, Certo, Un po' prego. timido. vieni Lo Umberto. studio è suo. La mia Eve difettosa, fino a quando tu non c'eri, non mi avevate mai pensavi. Ora invece è fastidiosa. O si trovava un bravo medico che mi acconcia la lingua a me, o si va all'ufficio anagrafe per cambiare il nome a te. Chiara. Nei momenti di tenerezza prova quasi una schifezza, quando con un fil di voce dico Chiara. E con te che sei precisa, che ogni cosa vuoi chiarire, ogni volta che chiariamo puntualmente litighiamo. Chiara. Tu sei troppo permalosa, tieni proprio la capa tosta. Tu dai scuola, leve moscia, dice che tu faccio apposta. E no, Chiara, questo non te lo permetto. Tu lo sai che ti rispetto. E dai, Chiara. Chiavetta, anche col vezzeggiativo tu con me non sei affettuosa, pensa sempre la stessa cosa. Qui bisogna approfondire, qui necessita chiarire. Ma ogni volta che chiariamo puntualmente litighiamo, chiama. Su, non fate la bigotta, ma mi incavo stavolta. E poi no, chiariamo, ma più. E poi no, chiariamo, ma più. Umberto Tommaselli, fortuna che mi chiamo Titti. È chiava come... Mi sono permesso di utilizzare la donna al mio fianco, ma giusto per un Chiara, richiamo. era dedicato a Chiara. Grazie, mi dispiace, ma è un difetto di pronuncia e accadono queste cose. Abbiate pazienza, grazie. Umberto Tommaselli, grazie a te per le tue magnifiche interpretazioni. Intanto il Napoli.